Il drive-in per l'esecuzione dei tamponi faringei per individuare se uno è affetto da Covid-19 si farà nei pressi del piazzale Caos di Agrigento, vicino alla casa natale di Luigi Pirandello. A confermarlo proprio oggi è stato il sindaco Franco Miccichè. Precedentemente era stato annunciato dallo stesso sindaco che si sarebbe fatto presso il porticciolo di San Leone, ma successivamente si è ritenuto più idoneo e opportuno ubicarlo nella zona di Villa Seta al Caos, anche perché è più vicino alle vie delle strade di collegamento sia cittadine che interprovinciali, onde evitare inutili ingorghi e assembramenti. Il servizio, come si vede dalle immagini appena fatte, è in fase di esecuzione, con il montaggio delle tensostrutture necessarie affinché i cittadini possano effettuare gratuitamente i tamponi. Finalmente nella nostra città arriva il servizio che in tanti auspicavamo e che in altri luoghi della Sicilia già da tempo è stato effettuato. Sto scendendo al Caos, al piazzale di Pirandello, dove stanno montando i gazebbi. Sono dei gazebbi da fiera, e con gli infermieri dell'ASP e con gli elettricisti sto andando a sistemare un po' la location. Faremo forse da 2 a 3 postazioni. Mi pare che il sito è anche migliore da quello scelto in precedenza, c'è più privacy, anche il flusso del traffico verrà organizzato senza creare intralci. Penso che domani forse partiremo. Ecco, allora, i cittadini che vogliono farsi il tampone cosa devono fare così, insomma? Vabbè, naturalmente prima si devono registrare al sito dell'ASP. Aprendo la pagina dell'ASP, in alto a sinistra c'è un'icona verde dove c'è registrarsi coronavirus, basta che si registrano, e poi è molto semplice, nome, cognome, indirizzo eccetera eccetera, e quindi poi possono andare tranquillamente, naturalmente code permettendo, a sottoporsi al tampone rapido. Ecco, si prevede un'affluenza notevole o no? Penso di sì, anche perché voglio anche programmarlo per gli uffici, per i vari settori, le varie istituzioni, operatori pubblici, forze dell'ordine eccetera eccetera. Ci sarà una priorità, diciamo? Ma più che priorità ci sarà un programma rispetto alle competenze dei vari settori.